Amici Bellini, benvenuti e con Amici Bellini abbiamo il nuovo, ting, diciamo il brindisi, no? Degli Amici Bellini. Questo è l'auspicio che prima o poi posso anche tornare a Napoli in vacanza e magari facciamo un incontro dove sarà possibile fare dei brindisi, cioè, beviamo una birra insieme, parliamo di calcio, vediamo di fare un po' di cose, ma questo è un pensare nel futuro, magari mi vengo a vedere una partita quando sarà possibile, insomma, sono proiezioni nel futuro e nel frattempo che qualcuno si colleghi perché questa è una cosa fatta all'improvviso, senza, come si dice, senza preavviso, non l'ho detto quasi a nessuno, adesso lo sto dicendo un po' di amici su WhatsApp, gli amici, io faccio uno shout out ai miei diciamo gruppi che seguono. Prima di tutto c'è il CCCP, il Comitato Comunista del Calcio del Popolo, che sono il famoso fronte, ma non faccio nemmeno il resto della frase all'epoca, ma sono dei grandiosi amici. E poi gli amici di Napolism che mi fanno pariare senza proprio problema. Allora, c'è gente che si collega, Lino Bailo, Grande Lino, Maurizio Giordano, Elite Ale, Maurizio Giordano, Ciro Carlo Fico, Michele Calvanese, Giada, sempre Forza Napoli, Fabrizio Liotti, come sei bello. Allora, Giallo a Pjanic, questa è una notizia, io chiaramente non sto vedendo, ho paura di aprire pagine perché sennò va a finire che mi bloccano tutto. Ah no? Pucina, benvenuto. Allora, in omaggio agli amici che mi mancano da morire, io mi apro un chinotto perché quando si trova, ed è una cosa rara qua a New York, grande Vincenzo, un commento su Osimena, adesso ne parliamo. Quando si trova il chinotto va comprato e va versato nella tazza apposita. Sentite il rumore? Ah, beh, questa è una cosa che mi fa un piacere di pazze. Mi fa un piacere di pazze. Ciao Francesco Francese, Giuseppe Arena, Maurizio, fare un futbolista, Taglieta Roja. Saluti a Chinotto, Marat Tairov, benvenuto, Elite Oscimene un motorino, molto bene per il Napoli se lo compra. Allora, Maro il sapore del chinotto. Ah, sì, bene, bene. Allora, ragazzi, Oshimen, pare che Osimen, non so come si pronunci, ma è nigeriano. È un ragazzone che corre tanto. Il problema... Perché è un problema? Non è detto. Mi ricorda, visti gli highlight, mi ricorda un pochino Pepe. E la cosa è molto semplice a fare il paragone, no? Pepe vennero i procuratori, se ne tornarono in mozzarella e poi non se ne fece niente, ma possiamo anche dire meno male perché all'Arsenal non ha avuto un grande impatto. E adesso Shimen la cosa è molto simile, però è diversa la situazione perché mentre Pepe è più un esterno, e sarebbe stato un ulteriore doppione quest'anno almeno dove avevi comprato Lozano. Forse Lozano lo pigliamo dopo. Però insomma c'hai Lozano, c'hai tutti gli esterni, Callecon, Insigne, eccetera, eccetera. Younes. Questo qua invece, Oshimen è una prima punta. Ovviamente una prima punta, ma stiamo parlando del campionato francese. Quindi ci dobbiamo stare attenti quando facciamo le valutazioni. Quando vieni a Napoli, Giada, spero al più presto, dipende dalle cose lavorative. Io ho bisogno di avere delle serate qua per poter tornare a Napoli e rientrare qua tranquillamente e dire ho delle serate da fare. Il chinotto è un mostro, Fabrizio lo sai, Trinix. Allora, buonasera Filippo. Rigore per la Juve non avevo dubbi, ma sarà pure buono, cioè voglio dire, è pure una questione che quando non la riescono a sbloccare, devono sbloccarla con un calcio piazzato, è evidente. Le tazze fazzoletto di Sfacim. Vincenzo, sì, adesso che sbloccano tutte le cose dello store perché hanno dei problemi ancora col Covid e riprendono le produzioni, faccio partire le magliette. Voi le avete viste queste qua, no? Che voglio mettere in produzione, una maglietta delle lote nei vari colori
prima di tutto, poi c'è questa qua che pure è molto bella secondo me, nel Fluido Fruntonet con il Caffè Napoli con la Coppa Italia, e poi faremo, insomma, abbiamo fatto la tazza, ricordiamo la tazza, Valerio Fluido che sta andando già molto bene, clamorosamente, e faremo anche la tazza del fazzoletto di Facim, faremo le cover per i cellulari, insomma ho un sacco di idee che metteremo in pratica perché qua di musica non se ne vede e allora dobbiamo ingegnarci. Il chinotto che chinotto arriva in US San Pellegrino? Allora questo qua è San Pellegrino sì, però ne ho trovato anche un altro, si chiama tipo Ziteresa, una cosa del genere, devo provarlo. Il prezzo di Oshimen, non lo so, quanto se ne si parla? Una quarantina di milioni? Non ho capito, 30-40 milioni, credo. Già sta qua, sì. Forza Napoli 1926, un salutone. Puoi mettere un video in alto a sinistra di questo giocatore. Lo posso mettere, ho solo paura che poi però mi bloccano perché non ho i diritti. Quindi quando metto il blocco con i vari occhiali sto più tranquillo, però qua va a finire che rischio. Ciao Blame GDL, Francesco Abate, Oshimen a me piace, fine primo tempo 0-0, rigore per la Juve, era una battuta penso. Ah, forse già, ok. E niente, possiamo controllare ragazzi con l'app, possiamo aprire l'app, nel frattempo ammonito Bonucci, questo all'inizio del secondo tempo, mentre la Lazio l'ha ribaltata, incredibile a dirsi, cioè incredibile a dirsi, pare che così stanno giocando, prendono lo schiaffo e poi si svegliano. Belotti tira un buon rigore su un fallo di mano di Immobile, secondo me ancora una volta scandaloso, completamente involontario perché gli finisce addosso. Come ti sposti? La regola fortunatamente cambierà, sarà ancora più confusa ma cambierà. E poi lo stesso Immobile e poi Parolo la ribaltano, quindi restano sotto sotto, però sa da avere sempre. E adesso il Genoa spiace se non fa la lotta fino alla fine. Comunque, non si era una battuta. Ok. Buonasera, la valutazione ufficiale pre-Covid di Osimhen è di 80 milioni, ma a causa Covid e il resto del campionato ora intorno ai 50. Ah, ma 50 mi sembra comunque assai. Però se consideriamo che Osimhen viene se se ne va Milik, penso sia evidente. E quindi bene o male Milik è valutato 50, quindi diciamo è una sorta di scambio alla pari a livello economico. Secondo me si può fare. La cosa buona è che non avrà, sentitemi bene a me, per me non dovrà avere la pressione del primo anno fare subito bene perché Mertens parte titolare e non c'è dubbio su questo. Quindi lui deve mettersi dietro a Mertens, deve imparare, deve rubarsi le cose del mestiere, capire come Mertens aiuta anche la squadra, perché a me questo è l'unico dubbio. Quando tu metti una punta che punta solo alla profondità, che non so quanto aiuti la squadra perché non l'abbiamo visto giocare in Italia, difese diverse, devi fare un po' il lavoro che fa Mertens. Milik lo fa bene. Abbiamo bisogno di una punta che sappia dialogare con la squadra e faccia poi arrivare ali e mezze ali con gli inserimenti all'interno, altrimenti non andiamo bene. Il Napoli vorrebbe offrire 45 milioni più un ass. Ricordiamoci che torna pure un ass. Secondo te quella chiavica di Sarri lo cacceranno dalla Juve? Quando quella chiavica lo caccerà? Perché è quasi sicuro che lo cacceranno. Secondo te che fine farà? Ma non lo so, può essere che se ne vada a fare un'esperienza in Germania. Non credo che se lo richiamino in Inghilterra. Magari in Spagna. Non lo so, perché poi in Italia che fai? Torni indietro. Cioè, chiunque ti chiama è un tornare indietro, è meno della Juve, non credo lì, non lo so, ma me ne interessa pure poco. Allora, la Juve deve vincere solo per la schedina, ma se perde la perdo facile. Ah, felice, è giusto. Squadre di altre classifiche lo prenderanno mai? Non credo, Sarri, a questo punto. Sarri va all'Empoli. Sì, la Juve sta al secondo tempo col Genoa. E si vede, entrambe le genovesi stanno facendo un campionato veramente penoso, ma poi ci teniamo quindi 3 attaccanti alla fine. Giudizio su Petagna, a me pare un buon panchinaro. Allora, sì, Petagna per esempio potrebbe fare quel lavoro di cui vi stavo parlando prima, di ricevere palla anche spalle alla porta, aspettare e far salire. Non ha quella tecnica però per dare il passaggio di ritorno pulito. È un bomberone, una specie di cinghialone. Se voi lo vedete, è quasi uno dei nostri. E quando dico uno dei nostri, parlo di
di panza di birra, così. Poi ci sono anche delle notizie strettamente politiche, dei like che lui ha messo di cui non vorrei parlare, ma è un problema che ci poniamo l'anno prossimo se Petagna decide, se la società decide di farlo restare e non di usarlo come pedina di scambio. Per me potrebbe essere un buon terzo. Credo che Mertens Petagna non basta, non mi fa felice come coppia. Mertens Milik mi faceva felice, Mertens Petagna no, perché Petagna comunque deve fare un exploit in una squadra grande, se no non mi fido. Come terzo me lo terrei un Pavoletti, un inglese non lo venne a fare questo lavoro, però quella era l'idea. Come terzo può esistere o lo devi usare per arrivare a comprare altri giocatori. Ci sono varie situazioni che adesso sono in ballo, si parla di questo Magallanes sempre del Lille per la difesa, ma anche lì siamo abbastanza coperti, perché c'è Maximovic che sta rinnovando, Manolas resta, c'è Ramani, c'è Luperto, non so se torna ancora Tonelli, se è finito con Tonelli, questo non lo so, però potrebbe essere un quarto se andasse via a Koulibaly con Manolas Maximovic coppia titolare, Ramani primo e poi questo Magallanes che pare sia comunque forte. Allora, sono ateo, grazie a Dio. Di dove sei? Antonio, sono di Napoli e mi sono trasferito a New York un po' di tempo fa. Angela Torre, benvenuto. La Roma. Fabrizio, la Roma che cosa? La Roma ci deve dare under se mi parli di Roma. Sei simpaticissimo. Alex Royale, mi sono iscritto anche se non ti fa Napoli. Oh, grazie Alex, questo mi fa molto piacere. Quando arrivano gli iscritti che non sono napoletani è un di più, è un bel di più per me. Dove andrà Cagliacon? In Cina? Ma potrebbe anche fermare. Io credo che se vada in una spagnola, giusto per tornare in patria e fare un finale di stagione un finale di carriera più tranquillo. La Cina era appetibile per chi voleva fare i soldi così, ma a questo punto, secondo me, molti decideranno pure squadre americane. Potrebbe essere più una scelta di vita dove li fai i soldi, fai un'esperienza, ti compri una casa, magari anche in America che non è male, dove vuoi, i Miami con Beckham, in New York City, Los Angeles. Io andrei là, poi non lo so. Sarri sa la Roma. Ah, e può essere, quello è sempre stato tifoso della Roma e della Fiorentina, anche un po' dell'Inter. Gol della Juve. Allora, vediamo che è successo. Qua siamo ancora. Io con l'app sono ancora un po' in ritardo, ma eccolo qua. Paulo Dybala segna per la Juve e quindi si sblocca. Dybala mi sembra evidente che stia giocando pure meglio di Cristiano Ronaldo in questo post-Covid. Mi sembra in forma. La formazione è, diciamo, la solita con Rabiot, che per me è uno scandalo, resta uno scandalo. Con Danilo terzino sinistro, ma non la sto vedendo, quindi non mi chiedete di dare un giudizio su come stanno giocando, ma comunque sto iniziando ad avere qualche dubbio che KK vada via, lo vedo diverso nelle ultime partite, non è più svogliato, a differenza di Allan che non è più cambiato quando ebbe l'offerta del PSG. Marat, è vero, Allan non l'abbiamo più rivisto a quei livelli, Koulibaly sì. Koulibaly indubbiamente, sono stato anche molto generoso nelle pagelle ultimamente, forse un po' troppo, però mi sembra, però è doppia la cosa, o è mentalizzato che vuole dare il massimo perché i compagni, perché Gattuso eccetera eccetera, o si sta facendo vedere di nuovo, perché può essere che il blocco, le ultime prestazioni non granché avevano fatto scendere la valutazione. Ricordate, se scende la valutazione scende anche l'ingaggio che vai a prendere da una squadra che ti compra, quindi può essere pure che imprenditore di se stesso ce la mette tutta, sono il migliore difensore al mondo, se mi volete mi dovete dare almeno 10 milioni per cominciare, può essere anche questo, quindi non sono proprio convinto che non se ne vada. Ah, mannaggia Sandokan, vabbè. Non mi piace molto Pedane, lo considererei come pelina di scambio per Belotti. Luigi e Barone, sì, questo è uno di quei discorsi che abbiamo sempre fatto. Mertens Belotti mi soddisfa, anche se Belotti è uno che secondo me il contratto che vuole fare adesso deve essere un contratto importante, quindi vorrebbe, credo, una squadra più forte del Torino che lo metta punta titolare. Chi viene adesso deve decidere, deve sapere che Mertens parte titolare e si fa un anno
di crescita e di transizione per poi diventare titolare l'anno prossimo, per me. Questa dovrebbe essere la scelta. Se Belotti accetta una cosa del genere, Belotti Mertens, yes. E manco Osimhen lo mettiamo sulle fasce magari, però poi teniamo un'abbondanza sulle fasce, una roba incredibile. Cugino, ma la maglietta con la N me la porti tu? Marco Sellini, detto Calamita Sellini, per voi che non sapete e che non ci avete giocato a calcio con mio cugino Marco Sellini. Marco Sellini era uno che, se non era, che era pubalgia mi pare, il problema di Pato, fisicamente, era uno che doveva arrivare come minimo in Serie B, uno che veramente sa giocare a pallone ed era... Quando giocavi con Marco e con Dario, poi tra l'altro con il fratello, era fatta, cioè dovevi fare poca roba, ti dicevano loro dove andare, come fare, quei giocatori che ti cambiano le squadre. Uno di questi è Calamita Sellini. La maglietta con la N appena me la fanno produrre, poi ci penso io, non ti preoccupare. Younes può diventare importante nel progetto Gattuso? Potrebbe, perché Younes è esattamente un Insigne che non ha pressioni. Voi ragionate così, è uguale fisicamente, il gioco che fa è uguale. Secondo me il dribbling è leggermente superiore, non ha la sensibilità nel lancio, nell'assist come Insigne, ma ancora non l'abbiamo visto. Younes è così, probabilmente c'ha più istinto del gol di Insigne e meno lancio, meno assist, ma sono praticamente uguali. Quindi se tu decidi, puoi decidere di tenerlo come vice Insigne, anche se adesso è vero come è vero che Lozano sta facendo un buon ritorno, secondo me Lozano dovrebbe essere un vice Insigne per giocarsi le sue chance a sinistra o a destra con Politano. Al momento questa dovrebbe essere la situazione. Poi bisogna sempre vedere. Cristiano Ronaldo è più femminile di me, Pucina non c'è dubbio. Sale alla Roma, sta già inguaiata, questo pure è vero. Allora fatemi recuperare. Possibilità di buttare fuori Barcellona, secondo me 33%. Ginevra, scenderei al 25% perché hanno recuperato tutti i giocatori fortissimi e non mi voglio illudere. Però non avevamo grandi speranze nemmeno in finale. Il Napoli è stato capace. Se i tifosi dell'Atalanta stanno sperando di andare perché loro andranno avanti in Champions, stanno coltivando la speranza di andare fino in fondo, ma perché non dovremmo anche noi? Sono partite secche adesso. C'è una secca col Barcellona, poi ci saranno le secche dopo. Chi te lo dice? Chi te lo dice mai? Attualmente il Napoli ha una lunga panchina, deve vedere se nella secca ingarra tutte le partite importanti e perché no? Però 25% secondo me, non più di questo. Belotti mi piace solo per lo scartiello, pure a me. Ciao Giada, ok. Vincenzo, buonasera. Abdullah, show the screen. What do you mean? What do you mean with the screen? I cannot show the game. Unfortunately. Quindi Allan non dovrebbe fare la stessa cosa, cioè darlo... Sì, pure secondo me. Allan secondo me se ne deve andare. Tant'è vero che siamo molto coperti a centrocampo. Cioè se tu pensi già ai titolari, ok. Diciamo Demmez e Lischi, Fabiano resterà un altro anno secondo me, non è il caso di bruciarti adesso questa cessione. Elmas bene, Lobotka bene, e voglio dire va bene così. Allan se ne può pulire. Non sento il bisogno di trattenerlo sinceramente, anche perché non sta dimostrando di essere quell'Allan incredibile di prima. Secondo me si può puntare su uno più giovane e lo fai crescere piano piano perché le alternative ce le abbiamo. Cosa ne pensi del paragone e Messi Maradona? Non si può fare. Non si può fare perché Maradona ha altri tempi, altra stoffa. Messi è incredibile ovviamente, ma è un incredibile adesso dove i giocatori vengono. Io non faccio pure la questione i difensori erano più forti. I difensori all'epoca a Maradona gli spezzavano le gambe ad ogni partita e non venivano ammoniti costantemente come vengono ammoniti o espulsi i difensori oggi. Questa secondo me è la differenza più grande quando si analizzano i giocatori di altri tempi. All'epoca non venivano protetti i numeri 10, venivano accisi, marcati a uomo. Secondo me Maradona con la protezione oggi avrebbe fatto forse pure di più. Ma, parere mio.
Giusto un profilo allo Osimhen, ma secondo me sì, perché comunque è un altro di quelle cose che ti deve andare bene, però se non gli dai pressione, se lo fai crescere dietro a Mertens, potrebbe funzionare, secondo me. Gigi, ciao Valerio, secondo te ci starebbe un'offerta del Liverpool, soldi più Joe Gomez per Koulibaly? Allora, non ho presente Gomez sul lungo, ho visto poche partite, quindi non me la sento. Secondo me Koulibaly ci devono dare tutti i soldi che vale, se no non va bene. Cioè, non credo che dobbiamo svenderlo perché è periodo Covid o perché comunque ha sbagliato un paio di mesi. Koulibaly va pagato quello che deve essere pagato, secondo me. Su Younes d'accordo con te, ma credo che sia freddo più forte sotto porta anche io. Vado matto per Under, ha una bomba da fuori aria, sinistro magico, io si spero. Pure a me Under mi piace molto. In caso di passaggio del turno in Champions si sarebbe un grandissimo traguardo, anche se rimane quasi un sogno. Sicuramente Giancarlo, già siamo andati, secondo me, con avere la speranza di giocarci il ritorno col Barcellona dopo l'1-1 già è una cosa incredibile. Aver vinto la Coppa Italia dopo le premesse già era una cosa incredibile. Adesso senza pressioni, come ha detto pure il buon Gattuso. Nel frattempo Ronaldo ha segnato il 2-0, vedo. E quindi allora vincono sempre, ma sì che vincono sempre. Ricordati le uova. Quali uova? Ho fatto la spesa poco fa, non le ho prese le uova, già ce le avevo. Aprimi sto cassotto. Ah, ho capito. Ah, Samuele, vabbè. Non so. Valerio Mancini resta a Napoli, credo senza dubbio. Ha anche cambiato il procuratore, quindi non c'è più quel Raiola che lo vuole far spostare per forza. Ricorda che Palace e Juventus vincono sempre, non c'è dubbio. Gennaro Mauro, ma Allan prima era incontenibile, ora ha visto sprazzi di buone partite, fasi di forma strane dei vari panchinari. Sì, non sta ancora al 100% e non si sa se tornerà al 100% secondo me. La Juve segna, i giocatori che stanno in panchina vanno a festeggiare invadendo il campo, ma per loro le regole non si applaggono, non si applicano. Però bisogna dire anche la Lazio, ho visto delle esultanze, ma un po' tutte le squadre, ragazzi. La storia che sì, mascherina in panchina col gomito, però poi dopo non vi abbracciamo, una cagata senza precedenti. Comunque si abbracciano, si marcano, sputano e poi toccano il pallone. Non ce n'è. Sono d'accordo, prima il calcio era più fisico, esatto. Vediamo un po', recuperiamo. Allan non gioca più da gennaio dell'anno scorso, vendere subito, ok. D'accordo su Allan, ok. Gol di Ronaldo, ok. Sostituto di Allan, sai chi era? Era proprio Amrabat. Era proprio Amrabat che mi faceva impazzire. Però è dato alla Fiorentina, pazienza. Pazienza potrebbe essere il sostituto di Allan. Il calcio femminile è ancora fisico. Vabbè, comunque c'è una squadra scandalosa, penso di Spallecce di alte bassissime classi, sì, ma tutte e due, sia il Genoa che la Sampdoria. Dove può arrivare questo Napoli l'anno prossimo? Bisogna vedere che squadra finisci, che squadra fai completa e cosa fanno le altre, perché ovviamente la Juve sempre avanti per una questione non tanto di rosa ma di pregiudizio quasi. L'Inter c'ha la rosa che c'ha, che comunque è così. Lazio e Atalanta sono comunque squadre che restano così. Ti puoi giocare nel marasma e se indovini le prime 5 partite te la puoi anche giocare. Però obiettivo Champions, questo è sicuramente la cosa. Dopo una possibile vittoria con l'Atalanta si apre la corsa per il quarto posto? Non credo. Mi vengono ad arrestare, non credo, perché i punti sono ancora troppi e se l'Atalanta la stecca con noi poi rivince subito dopo, credo io. Però sarebbe sfizioso dargli un po' di ansia, così poi con l'ansia gli tremano anche le gambe un pochino in Champions. Vediamo un po'. Gennaro, un abbraccio, ciao Ben, ci venga, come stai? Lobotka che ne pensa? Assolutamente. In un 4-4-2 con Demme. Allora, per me Lobotka e Demme ottimi anche insieme in un 4-2-3-1 o anche un 4-4-2 senza proprio problema. Credo che Gattuso non voglia cambiare
diciamo, il modulo, perché c'è un equilibrio straordinario, facciamo cose bellissime, quindi non credo. Se vogliamo vedere Lobotka, potrebbe anche giocare mezzala vicino a Demme, secondo me, senza problemi, nelle partite in cui ha bisogno più di interdizione, e Demme è meglio di Lobotka sotto quel punto di vista, ma mi ha fatto arrizzare tantissimo il capucchione. Allora, proprio tu parli, voi non avete rispetto neanche di voi stessi. Mitchell the King, forza Juve sempre. E vabbè, Mitchell, frasi fatte che non significano niente, scrivile quello che vuoi tu. Luca Cipolletta, grande Valerio, un bacio. Scusa, ma tossiscono, starnutiscono nei gomiti, poi fanno gomiti a gomma? Assolutamente, ma sono tutte stronzate. Gulam, Luigi Barone, e Gulam è una bella gatta da pelare, perché se fa un buon finale, tu su Gulam devi puntare come titolare, senza proprio problemi, e devi convincere Mario Rui a sedersi in panchina e a fare il secondo. E io sono contentissimo, se è così. Se invece non regge la fisicamente, devi pigliarne un altro. Giuseppe Ercolano, tutto bene, un abbraccio. Secondo me prima del risultato si dovrebbe guardare la prestazione, girano i soldi ed è vero. Vincenzo, io dico che non riusciamo ad arrivare in Champions League, possiamo puntare a vincere l'Europa League. Sì, pure io sono d'accordo. Vai in Europa League e giocatela alla grande, ma assolutamente, assolutamente. È più alla nostra portata. In Champions ti puoi togliere gli sfizi, ti puoi fare le belle partite, le imprese, però alla fine poi devi chiarti la libretta contro i più forti o i più potenti. Così. In Europa invece hai il dovere di puntare fino alla fine. Perché no? Perché no? Lo podcast sta crescendo bene, speriamo che non cresce troppo perché sennò la testa scoppia. Death Punch, ma tu non credi che questo sia l'anno fortunatissimo della Lazio? C'è una squadra piuttosto modesta. Sì, devo dire che allora, la squadra, l'11 titolare non è neanche male, però non hanno grandi, non ha una panchina lunghissima e molte cose le sono andate bene. L'anno migliore probabilmente di Immobile con Luis Alberto che sta giocando molto meglio di come giocava all'inizio e quindi così. Lazzari è stato un ottimo acquisto sulla fascia destra. Acerbi è solido, il portiere non è male, insomma hanno nelle pedine fondamentali di questo modulo di Spiazze, di Inzaghi vanno bene. Molte partite bisogna dire le hanno vinte un po' a mazzo, bisogna anche dire qualche rigoruccio un pochino fantasioso se li confrontate con gli 11-12 non dati a noi, e quindi capita la stagione perfetta, ed è un po' questo. Mi devo rimangiare le parole sulla Roma, se continua così ci raggiungete, superate e ci distaccate, che schifo. Ah, Gennaro, giusto, perché tu sei romanista. E vabbè, la Roma c'ha il problema, secondo me pure lei, che tutti i giocatori sono martoriati da infortuni e quindi non possono dare continuità. Cioè io quando ho visto Pastore ho detto ancora Pastore, c'è ancora Zeco, però poi non stanno al meglio della loro forma e quindi Bellas in fissa col metal, dice la verità, ma sicuramente sì, sono un metallaro convinto. Poi mi piace anche il pop, ma questo è un'altra storia. Mitchell va a fare i chinotti, penso sia già andato a fare il chinotto. Bisogna vincere con l'Atalanta, ma senza problemi. Volessi capire chi è chi lo dislike, ma lo dislike sicuramente sarà qualche Juventino che è passato. Ma che ce ne fotte, L'anno prossimo rifong 20 euro, mi gioco il Napoli vincendo scudetto. Ma questi 20 euro perché non li usi per comprarti la mia maglietta o la mia tazza? Sta poi là il discorso. Invece no. Gym and Nutrition credo sia una buona scommessa, anche se io ritengo che sul Napoli non si scommetta. Sul Napoli tu devi scommettere perdente, in modo tale che se vince sei contento lo stesso e se perde devi farti una cosa sorta. Idea mia. Chi vince la Champions quest'anno? Dico il Barcellona, ovviamente. Chi gioca contro la Juve? Esatto. Tanti rigori a favore per la Lazio, yes, lo bocchia. Meglio Milik o Osimhen? Al momento io ti dico Milik perché non conosco l'impatto di Osimhen nel campionato italiano. Potrebbe anche essere un crack, come dicono i giornalisti seri. Però noi sappiamo Milik cosa può dare, questo è. Sappiamo che nella giornata di grazia da fuori aria te la mette nel set, c'ha una buona intesa con i compagni, si mangia i gol come se li mangiano tutti gli attaccanti di Serie A partire da Lukaku, da Lautaro,
Ronaldo pure, l'avete visto Ronaldo nell'ultima cosa? Colpo di testa a porta vuota altissimo, succede a tutti. Poi ci sono quelli che la mettono un po' più spesso. Milik non è uno di questi, ma fa un altro tipo di lavoro che a me piace. Osimhen siamo sicuri che ne valga la pena, ho paura che faccia la fine di Pepe, e questo sì, questo è proprio il problema di cui parlavo prima. Non bisogna assolutamente vendicare quel 2-2. Assolutamente, Angelo, è così. Ti piace la pop dance stile Marco Marfè? Non saprei. Steven Deura me la me, dice Antonio. A proposito di magliette, come devo fare per averle? Giuseppe, tu devi semplicemente seguirmi. Io pubblicherò video a raffica e quando le magliette saranno in produzione ve lo farò sapere. Senza problemi, non ti preoccupare. Grazie per chiedermelo. Bayern di Monaco secondo me vince la Champions. Siete tantissimi, sto cercando di recuperare 53 di voi. Mettete il like, state mettendo il like, vi siete cliccati sulla cosa, avete la campanella, perché se avete fatto tutte queste cose qua siete bellini. Vedete? No, non vedete. Sì, siete bellini. Ok, grazie. Vale, saluta Mary, la mia compagna che ti segue sempre. Mary, un abbraccio grande, grazie mille. Giancarlo Pacelli, pensi che il ciclo della Landa sia destinato a finire? Comunque Zuma di un grande impianto? Sì. È un gran rimpianto? Sì, è destinato a finire come tutti i cicli. Ma la differenza, bisogna capire se loro vendono tutti questi giocatori che hanno fatto poi l'esploit oppure no. Comunque basti pensare che loro hanno già preso Simone Muratore e quindi può essere pure che ne aprono un altro e che l'anno prossimo puntano allo scudetto, perché con Muratore in mezzo al campo, cin cin. Pepe che ha fatto in Inghilterra ha fatto i chinotti, credo. Il concetto che l'Europa League, rimanendo una prestazione competitiva, non porta grandi introiti, purtroppo è vero, però noi vogliamo alzare il trofeo. Atomic, comunque secondo me il Bayern farà una Champions della Madonna, lo quasi sempre fanno alla fine. Scambio Pjanic Arthur, chi ci guadagna e perché proprio la Juve? Esatto, anche lì mi sembra una follia, però come in Italia gli Juventini o chi è vicino alla Juventus non è convinta del rendimento di Pjanic, specialmente con Sarri, si deve dire che in Spagna il rendimento di Arthur non è stato apprezzato come da noi a distanza. Quindi per loro vale la pena. Non so chi ha fatto un po' di che ha aggiunto soldi. Credo la Juve abbia aggiunto soldi. Che sì, sostituto di Allan, che sì, dell'Atalanta valeva l'anno dei primi anni di Napoli. Sì, Francesco, sì. E secondo me uno grosso fisicamente come che sì, che non sia per forza titolare, ma che puoi mettere dentro i secondi tempi, perché no? Uno che Gattuso conosce bene, perché no? Che sì, Bakayoko, se vi ricordate, il Milan-Napoli non ci fecero capire niente. Quindi perché no? Meglio Lasagna che Osimhen, sono quasi d'accordo con te. Perché non conosco Osimhen, ma Lasagna sì. Lasagna è uno che comunque i suoi una decina di gol li fa. Valerio, ma un canale sulla partita di giovedì, come se... un'analisi. Come se la giocherà? Ancora non saprei, però secondo me sarà un misto. Credo ci sarà un misto tra le partite che abbiamo visto, Inter e Juventus, e quelle là con il Verona e la SPAL. Ma credo che il Napoli faccia di più la partita, perché l'Atalanta gioca a uomo, l'Atalanta la butta tutto sul fisico e credo che il Napoli voglia evitare di dare loro insomma contropiedi e cose varie dove ci possono fare male. Ci sarà un credo che il Napoli voglia avere il pallino in mano, però rimanendo comunque bassi senza esagerare, un po' come abbiamo fatto con la SPAL. Con la SPAL ci siamo forse un po' troppo piaciuti e quindi ci siamo esposti a quel contropiede a un certo punto. Col Verona, ecco, prendete Napoli-Verona e magari, o Verona-Napoli che era, e magari fate un paragone su questa cosa qua. Bla bla bla, Bellini, esatto, a parte l'analisi tecnica, Milik ha concluso un ciclo a Napoli, quindi è meglio che vada, sì. Sì, perché se vuole andare devi andare, lo sai che la testa è la cosa più importante.
La Juve ha aggiunto altri 5 milioni. Ok, sì, quindi hanno aggiunto loro soldi. Ha offerto anche il sedere usurato. Ah, usurato. Credo lo scambio Arthur Pjanic sia stato fatto una questione di bilancio del Barca. Era ben voluto da tutti, infatti molto cacciano Setien. Ah, vabbè, questi sono insight di cui non sapevo. Oggi c'è stato Osimhen a Napoli, ha cenato con Gattuso. Questa cosa pure è strana, perché ho sentito che era in città ufficialmente per vedere la città, ma poi ti incontri con Gattuso, vuol dire che tu già hai parlato con la società, in qualche modo già c'hai un pre-contratto o qualche cosa. Perché pare che De Laurentiis fosse invece a Capri, allora lo raggiungerà a Capri? Domanda che si facevano a Radio Kiss. Le Laurentiis si vedranno in mezzo al mare? Non si sa. Formazione di giovedì. Questo è capace. Ma domani magari faccio un video. Facciamo il pre-Napoli-Atalanta e facciamo la richiesta delle formazioni, che è stato un giochino che mi è piaciuto tantissimo. Vincenzo dice la sua. Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Maximovic, Mario Rui, Zielinski, Demme, Fabian, Insigne, Mertens, Politano. Sì. Sì. Posso ipotizzare che uno tra Koulibaly e Maximovic possa fare spazio a Manolas. E potremmo vedere, secondo me, Gulam dall'inizio. Faccio un'ipotesi così, giusto per la difesa. Poi domani ne parliamo più approfonditamente. Di Lorenzo, Mario Rui, Gulam, se lo recupero, gli sai che tu se lo consigli, quindi Malquit si fa la cartella. È una bella domanda. Al momento i 4 che hai citato, secondo me, possono benissimo giocarsela l'anno prossimo. Assolutamente. E se non fosse così, se c'è di Gulam, ti tieni Isai come alternativa a sinistra e tieni Malquit di Lorenzo a destra, però sarebbe un po' meno importante. Ximovic è un animale, è così ultimamente specialmente. Gioca che è uscito prima dal campo per riposarsi. Meite, Ansaldi del Torino. Sì, però i giocatori del Torino devi vedere un po'. Ansaldi è buono, però può fare la fine di un D'Ambrosio, poi li metti nell'Inter e non saprei. KK e Manolas, ma insieme credo di sì, e credo proprio nella prossima partita, sinceramente. Poi vedremo. Sulla Rai dicono che per Alan, oltre all'Everton, lo vorrebbe anche la Juve di Sarri. Uffa, che Sarri che si può accattare tutti i giocatori nostri. Se ne vada, va bene. Isai a sinistra è uno proprio. Isai anche a destra è uno proprio. Oltre. Però bisogna sempre considerare i limiti e la voglia. Quando Isai ci mette tutta la voglia, la partita da 6 te la strappa senza mai fare cose pregevoli tecnicamente, perché purtroppo non ce l'ha. Però, sai, può andare, certe partite le può fare di contenimento, così. Non è l'ideale, non è la prima scelta di nessuno, però piace per impegno. Secondo te per il prossimo anno, anche se il campionato tornerà, non è possibile che rimarranno le 5 sostituzioni? Non credo, ma mi piacerebbe tanto. È troppo vantaggioso per le squadre grandi? Credo di sì, però è bellissimo. Cioè, la possibilità che vedi nel secondo tempo più freschezza, è proprio più bello il calcio, che non vedi i giocatori in affanno, che dai sfogo a tutta la rosa, i giocatori sono meno, insomma, depressi che non giocano. Giuseppe Colano, sai, non si può proprio vedere, dobbiamo comprare un terzino. Sì, non riesco a darti torto fondamentalmente. Stavo guardando il Barcellona, se giochiamo si può fare. Mariano, speriamo bene. Io non lo sto guardando quasi apposta perché ho paura. Genoa Juve 1-3. Nel frattempo che è successo? C'è stato un gol di Douglas Costa, è entrato Panzone Higuain. Panzone pure Petagna, quindi ci dobbiamo stare attenti con certi termini. E mi dici che ha segnato il Genova, non lo vedo. Pinamonti, all'ingresso di Higuain, Pinamonti risponde con un gol che non vedremo, non sapremo, però Costa, ragazzi, Costa è quello che sta facendo rifiatare la Juventus nei secondi tempi, è il giocatore più che ha la gamba più frizzantina fondamentalmente. E quindi diciamo che questo è. Ho paura che caccino l'allenatore e si riprendano alla grande per agosto. Ma tu dici la Juve? No, tu dici il Barcellona. Sì, però
quella rosa là, se la lasci giocare anche da sole, senza allenatore, sono in grado di fare partite da soli. E quindi il supermercato della Juventus, esatto, Angela. Non lo so, almeno ci dessero un sacco di soldi. Così possiamo fare i nostri acquisti che vengono da un'altra parte. Non lo so. Yusai capitano. Sta vincendo 2-1 il Barcellona. Xavi, il sostituto sulla panchina del Barcellona. Xavi è talmente intelligente che secondo me è destinato a essere uno degli allenatori più importanti. Non so te, ma io Petagna non lo vedo da Napoli, preferisco semplicemente Mertens o Osimhen senza Petagna. Lo puoi pure tenere Petagna come terza scelta, secondo me, per certe partite dove devi fare a botte. Perché poi Osimhen, essendo al primo anno, potrebbe avere un impatto non importante come le difficoltà che ha avuto Lozano, anche se Lozano bisogna dire che è stato catapultato in una situazione di confusione dove Ancelotti ha fatto quello che ha fatto, l'ha messo prima punta, c'era un macello, Zielinski centrale, regista, Fabian, Allan. Io se mi ricordo quello che abbiamo visto, ragazzi, è una roba che faceva male al cuore, sinceramente. Visti i nomi che circolano, il Napoli sta cercando di raggiungere Stazza, forse questa è la richiesta di Gattuso, la fisicità è sempre stata un punto debole. Vero? Il nuovo Lucarelli, Petagna. È vero, Francesco. E sotto questo punto di vista mi sconfinfera l'idea di che sì, dove tu aggiungi centimetri e un madonna di di centrocampista che può fare interdizione. E possiamo, ecco cosa non possiamo permetterci oggi, il lancio lungo di Meret o di Ospino, chi sia. Per questo devi cominciare per forza col fazzoletto di Sfacim là dietro. Perché se tu la rilanci lunga, chi la prende? Mertens? Non credo. Insigne? Non credo. Callecon o Politano? Non credo. Di testa non la prendi. I centrocampisti la fai un pochino più dietro. Fabian Ruiz è alto, sì, ma di testa quante volte l'ha preso? Non credo. Zielinski? Non credo. Demme? Nemmeno credo. Allora, avendo tutti questi giocatori piccolini che sì, vanno in forma, il tourbillon, sono Speedy Gonzales, veloci, però quando alzi il pallone l'hai perso, allora devi sperare nella seconda linea, la seconda palla, recuperarla dopo una spizzata, eccetera, eccetera. Se metti un Cristianone come che sì, o un Belotti, penso pure Osimhen sia alto, non so, credo qualcuno mi faccia sapere Osimhen quanto sia alto, se è uno su cui tu gli puoi mandare la palla addosso, e allora c'hai un'alternativa importante tattica, che è quello che di cui abbiamo bisogno ogni tanto. È una cosa che per esempio fa la Lazio. Io ho visto la Lazio può alzare il pallone perché è Immobile, perché Milinkovic-Savic, perché Parolo, tutta gente che di testa Caicedo, tutta gente che di testa la prende. E poi la possono smistare sulle fasce perché ci stanno le fasce alte. Lukaku, chi era Bastos, Lazzari. Vedi? 1,86. Bravo. Allora va benissimo. Potrebbe essere un'alternativa tattica. Va benissimo. Ma da lei 1,88. Va bene così. Appunto ti volevo chiedere, ma secondo te Ciuchi avrebbe fatto meglio se avesse trovato un Gattuso che lo mette sull'esterno dall'inizio dando di fiducia piuttosto che Ancelotti e le sue follie? Purtroppo Curriculotti l'ha rovinato. Sono convinto che in una situazione di normalità Lozano avrebbe avuto le sue chance senza le pressioni che ha avuto quando è stato messo dentro, che pare che doveva spaccare il mondo. Lui ha avuto anche un buon impatto. Se voi ricordate, appena inserito segnò contro la Juve e noi tutti quanti ci esaltammo e ce lo facevamo anche un po' in mano. Scusate alle ragazze se parlo così, ma è così, è evidente che ce lo facevo. Basta riguardare i miei video dell'epoca sulla cosa. Però poi è stato un macello, l'ha messa a punta titolare, doveva spaccare il mondo e quindi ha forzato delle giocate. Con un Gattuso dall'inizio si sarebbe giocato le session quando era pronto soltanto, perché Gattuso non è uno che ti fa giocare così, vabbè proviamo, un po' come ha fatto Ancelotti, vabbè li provo tutti. No, Gattuso non ti sei allenato bene? A casa, Allan a casa, Callejon oggi non stai in forma, a casa, Lozano non mi piace come ti stai allenando, via a casa. Dopodiché danno la risposta perché anche di orgoglio
ti metto dentro, ti metto titolare, ti faccio giocare subito, e loro poi rispondono bene. Ah, e che bello, e che bello. Allora, qualcuno di buono, tutta questa discussione, mannaggia la... Giughi tutti gli altri di Remo, un giocatore che paghi 50 milioni non può fare piede e piede. No, hai ragione Giuseppe, però è stato secondo me un fatto di psicologico. Non stava tranquillo e quindi forzava le giocate, e quando forzi le giocate fai piede e piede. È così, e vai a sbattere. Adesso molto meglio, hai visto? Cioè, bello e buono, si riparla di dribbling, si riparla di velocità, di lancio in profondità. Adesso pare che se la può giocare. Barca 2-2. Attenzione alla notizia che avevo intraletto, ma vabbè, Atletico Madrid. Niguez segna sul rigore, e quindi sul rigore aveva segnato anche Messi. Sul rigore aveva segnato anche Niguez prima. E poi c'era stato un autogol di Diego Costa all'11°. Quindi una roba incredibile che sta succedendo. Scusatemi, è un po' il chinotto. Ah, interessante, interessante. Diego Costa. Poi mi fa ridere che hanno Llorente in attacco l'Atletico Madrid. Llorente è un altro, che fine farà? Secondo voi? Se ne deve andare, perché secondo me Petagna sostituisce Llorente nello spogliatoio sulla panchina. Questo è successo. Lozano in un anno ha avuto un minutaggio scandaloso. Sì. Comunque ha giocato poco. Se fossi giunto rimanderei Lozano da Ancelotti a prendere Adama Traoré. Traoré, mo quanti ce ne stanno? Ce ne stanno 40. Non conosco questo Adama. Sicuramente sarà uno forte. Il Napoli può vincere la Champions League, Alessandro? No. Non la può vincere. Certo che tutti possono vincere la Champions League, anche l'Atalanta. C'è una squadra che non la può vincere. Meglio Osimhen o Belotti secondo te? Cazzo, mi metti in difficoltà Alessandro Dolce, perché Belotti a me è sempre piaciuto, è uno che lotta su tutti i palloni, è uno che ha la fisicità di cui abbiamo bisogno anche, e corre, si impegna ed è il centravanti, quindi mi piace di più Belotti, ma semplicemente perché Osimhen non l'ho visto in Italia. Questo è. Magari Osimhen arriva ed è il nuovo Aspriglia, capisci? È nigeriano, voglio essere fiducioso, dobbiamo dare una fiducia a prescindere a quelli che saranno i nostri acquisti, non essere troppo cattivi, però sempre senza esaltarli troppo, perché poi va a finire che se ne vanno con la testa. E drozzata camera. Sì, Fabio, hai visto? Ho aggiustato qua, adesso si legge tutto, si legge la tazza così. Il problema adesso è la tazza, perché la tazza c'ha la scritta al contrario. Perché? Mo' vi spiego questa cosa qua. Io quando vi guardo, no? Vi guardo e vi sto guardando così sull'altro schermo. Io poi devo mettere qua, dove sta la bandiera, devo mettere la famosa televisione, dove vedrò poi la cosa. Allora io se guardo la televisione, però se li metto al contrario, io ho la telecamera, mi piglio di qua, ho la televisione di qua, ed ha più senso graficamente. Allora, visto che era così graficamente, io ho stampato la tazza al contrario, perché sapevo di bere in questa maniera, e voi avreste visto la scritta, avreste visto la scritta così al contrario. Però poi, quando poi uso il cuscino, che è normale, poi non si trova. Allora io ho rivoluzionato un attimo la situazione. La tazza la usiamo al contrario così. Quindi per iscrivervi cliccate sopra al cuscino e siete bellini, così, bellini. E beh, va bene, abbiamo risolto, poi dopo vediamo. Facciamo un'altra tazza. Oltre alla maglia mi devo prendere assolutamente la tazza, è troppo bella, grazie Giuseppe. La tazza è già disponibile se volete sul sito fluido.net. Ma già raddrizzata la tazza, lo so. Fazzoletto di Sfacima come stile di vita, assolutamente, credo, devo sviluppare una grafica fazzoletto di Sfacima che non sia troppo, diciamo, volgare, però che faccia capire di cosa si tratta questo fazzoletto. Mo ci penso un pochino. Hai suonato negli Hesitant? Sì, Luca Mauri, assolutamente. Assolutamente sì, tutto vero. Gli Hesitant Ballad, ma un CD vicino alla tazza. Ma i CD non li usa più nessuno, Marat.
Maddalena, Forza Napoli, sempre. Se fossi ADL darei via Younes, Unas e Cagliacon in modo da prendere Boga. Così sulla fascia sinistra abbiamo Insigne e Boga e sulla fascia destra lo Zona Napolitano. Che ne pensi? Bah, assolutamente sì. È chiaro che se vuoi prendere Boga devi togliere Younes da mezzo. Younes e Unas, sì, sono bellini, oh, ci vuole, sono bellini, però Boga ci è sembrato più efficace. Però è chiaro, stiamo parlando sempre di uno che sta facendo la sua cosa, la sua storia al Sassuolo. Boga è il Chelsea, giusto? Il proprietario e non ha voluto usufruire il diritto di recompra. Quindi un pochino di sospetto ti viene. Però è forte, a me mi è sempre piaciuto. Boga un po' come Barro. Barro che gioca attualmente a Bologna e sta giocando bene, va di proprietà dell'Atalanta. Quindi pensate all'Atalanta che a Barro l'anno prossimo è muratore. Come fai a raggiungerli? Mai. Non li puoi raggiungere mai. Fazzoletto di Facimo Scimen. Un mangianastri. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, I think Humphrey è il nome anche del nostro amico tifoso del Verona, subscriber di questo canale, tra l'altro. Ma, ragazzi, a me mi sta venendo un po' di sete e fame. Credo che la partita... Allora, la partita del Barcellona sta al 70°, quindi non è ancora finita. Ma la partita del Genoa-Juventus siamo al 90°. Magari arriviamo alla fine della partita, ma che oramai è fatta. Voglio dire, sono in vantaggio di 3-1. È entrato Marco Olivieri al posto di Dybala, credo sia un'altra plusvalenza che sta per avvenire. Matuidi al posto di Rabiot. Un abbraccio. Vale, secondo te non potrebbe partire Milik come titolare nella partita contro l'Atalanta per risolvere quel problema di cui parlavi prima? Ma può essere. Io avevo previsto che Milik e Mertens da qui alla fine si sarebbero alternati quasi in maniera regolare. Quindi credo che potrebbe partire Milik. Oltretutto Milik con l'Atalanta c'ha un buono score. Quando è arrivato Llorente a Napoli, il Re Leone adesso è diventato il Re McDonald. È sempre bello da inquadrare. Se voi vedete, le telecamere indugiano molto perché l'occhio azzurro, il fisico, così credo che faccia piacere anche alle donne. Un bel vedere, ovviamente. Però queste, cioè non ha... Ah, Bogart, sì, bravo. Ormai per fare plusvalenze ci fanno esordire anche a me e a te. Esatto, Fabio. Mamma mia. Ma questo poi ti fa pensare. Io poi non voglio parlare di Sarri. Però un abbraccio. Fatemi fare uno shout out al Benevento. No? Che è tornato. Assa Famaron. Se lo sono meritati tantissimo. E quindi, al di là delle simpatie e le antipatie, Benevento significa Cristian Maggio. Significa un giocatore che è andato in Serie B volontariamente, è rimasto nell'area campana, nell'area partenopea. Maggio è uno del nord, è uno di quelli del nord che poi ha abbracciato la napoletanità, ha imparato a capire il nostro popolo come ragione, eccetera, eccetera. Noi siamo focosi. Con Maggio, per esempio, Maggio voi vi dovete ricordare che era il miglior terzino che c'era all'epoca. Giocava nella Sampdoria, giocava in un 3-5-2 a tutta fascia, segnava a terremoto, ricordatevi, andatevi a vedere le statistiche dell'epoca, e quando venne a Napoli era il migliore acquisto che il Napoli potesse fare, lo volevano tutti. Il Napoli l'ha preso, l'ha fatto giocare, l'abbiamo sfruttato alla grande finché non è finita anche la sua storia. E quello stronzo di Sarri non gli fece fare l'ultima partita una passerella anche di 5 minuti quando il risultato era ormai acclarato, mi pare fosse contro il Crotone. Una roba da vergognosa. E adesso che bello poter dire che Maggio si è giocato e guadagnato da capitano nel Benevento la promozione e se ne torna in Serie A e magari si fa pure qualche partita, torna pure a soddisfazione. Mi fa proprio piacere perché sono storie brutte e quindi adesso lui si può venire a fare il giro di campo col Napoli dell'anno prossimo. Va bene, va bene, va bene così. Contro il Liverpool Ancelotti lo mise prima punta, mi ricordo Lozano soffrire contro Van Dijk e Fabinho. Stiamo tornando un attimo, attenzione. Com'è possibile che non sia uno scandalo quello di Muratore? No, è tutto uno scandalo, il problema è che è legale. È legale ma è scandaloso e quindi finché è legale loro lo faranno perché conviene un po' a tutte le squadre, perché una volta è l'Atalanta, una volta è Sassuolo, una volta è il Genoa, la Sampdoria, Audero, Sturaro, ragazzi è uno schifo, è proprio uno schifo.
Grande Christian, ok, fa ste finte non servono a lui. Ah, le finte di Cristiano Ronaldo stanno proprio diventando leggendarie. E comunque non viene sostituito perché sennò si piglia collera, ovviamente. Siamo a 4 minuti. Hanno dato 4 minuti di recupero, siamo al 93esimo. Credo che siamo alla fine. E abbiamo fatto un'oretta insieme, ragazzi. A me mi fa piacere. La prossima volta, e vi prometto questo, voi per questo dovete cliccare subscribe e cliccare sulla campanella, perché a volte YouTube non te lo dice manco quando vai live. A proposito, se vi siete visto questo video tutto quanto in ritardo dopo, siete i miei eroi. Quindi hashtag sono il tuo eroe. Scrivete così come perché ve lo siete visti dopo. E a volte YouTube non vi lancia la notifica sul telefonino o sul computer, se siete così, quando io andrò live. Però il prossimo live ho intenzione di chiamare qualche ospite, di fare un po' di interviste, di scambi di opinione con altra gente del Caffè Napoli presi da Facebook, insomma una comunità che sta crescendo. Quindi vi ringrazio tantissimo. Zuniga, Ronaldo, sì, ma quelle di Zuniga erano più... Che ne pensi di Osimhen? Ne abbiamo parlato a lungo, caro Giuseppe. Credo che abbia tutte le potenzialità per far bene. Puoi mettere in alto a destra l'immagine della panchina della Juve quando perse la Coppa Italia. Credo di poterla trovare per chiudere in bellezza. Vediamo un attimo. Allora, quella era Dybala, Ronaldo, Quadrado. Se scrivo così secondo me posso anche trovarla in panchina. Vediamo un po'. Panchina. Eccola qua, trovata subito. Adesso devo fare un attimo un'operazione di trascinamento e dopo il trascinamento un altro trascinamento ed eccoli qua. Belli da vedere, non belli, ma insomma belli per le espressioni insomma un pochino distrutte, ma va bene così e penso la partita sia oramai finita. È finita, la Juve continua a mantenere il distacco che deve mantenere dalla Lazio, e io vi abbraccio tantissimo. Domani sarà la volta di Bologna-Cagliari, Inter-Brescia, Fiorentina-Sassuolo, Verona-Parma, Lecce-Sampdoria, Spal-Milan. Avrebbe senso guardarsi Inter-Brescia, ma per capire un po', però sono tutte partite un po' bruttine, eh? Cioè, nel senso che non potrebbero anche non... Ma fatemi levare questi via. Sì, magari mi potrei guardare Inter-Brescia e poi, con la scusa di Inter-Brescia, facciamo un pre-Napoli-Atalanta, Atalanta-Napoli, dove chiederemo le formazioni. Sì, sarà quello che farò. Vi abbraccio tantissimo, la polizia sta venendo a prendermi, siete straordinari, siete bellini e grazie per i live, per aver partecipato al live. Qua facciamo una carrellata delle cose che abbiamo, e poi siete bellini. Quindi un bacione da New York. Valerio Fluido è tutto, continuate a seguire Instagram, cose, non ha importanza, ma insomma un po' quello che volete fare, fate alla fine, libertà.